E anche in tema di reddito di cittadinanza, dunque noi abbiamo sempre detto che uno Stato giusto, che il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può fare. Fedeli ai nostri principi, noi stabiliamo che si continua a tutelare chi non può lavorare, disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico, aggiungiamo le donne in gravidanza. Ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine del prossimo anno. Oh, ma che qua fa? Ma che è successo là? Che è successo a guerra? Peggio! Un terremoto? Peggio! L'equitalia? Peggio! E che succede? Si Siamo deve andare stelica? Un melone! E come facciamo? Mamma mia! Per chi percepisce il reddito. Per questo la norma- La mani! Oh, che Luca fa lei? Hai visto che è successo? Che è successo? È un terremoto? No, peggio! Peggio del terremoto? È la guerra? Peggio la guerra! Peggio della guerra? La gente è sterile? Peggio la fanì! E che è successo? C'hanno rubato reddito! Oh mamma mia. Quindi mamma pigliavi la fatica. Guarda Fanny, non ho cercato commesso, voglio vai. Buonasera. Ho visto il cartello, cercate la commessa. Sì, un commesso, una commessa. Sono un commesso, posso... Bravo. Già come no? Posso già iniziare già? esperienza? Sì, sì, più o meno, sì. Ah, come? Vieni qua, vedi. Ti faccio vedere cosa fare. Oh, dai cercano commesso, il caglio da sì. Più o meno vi stanno bene. Sì, sì, vi stanno benissimo le scarpe, non vi preoccupate. Non vi sciù, però come vedete, sì, tenete poco di fette. Perché secondo me tenete poco o per piatto, Gino, è vero, eh? E si ca sicuramente vanno, signor. Lo vedi come vanno bene? Troppo grande. Sì, ma guarda che lo puoi dire, guarda, non cresce. Ma 38 a 44. Che sono 7-8 centimetri. No, no, ma è troppo grande. È buono, pigliata via, il prezzo è buono. No, no, Pigliata via. no. Ma chi si sono pazzi sti clienti? Pigliate poi il cavolo. Ma che sei tutto scemo proprio. Boh. Signore, scusa. Vai, amico, vai. Allora, buongiorno, io porto una tizia cadente. Ci stiamo tutto locale. Di chi? Michael Jackson. Scusa, ma il Michael Jackson è morto? Signore, Michael Jackson è una finta che è morto. Lo tengo una scusa a parte. Sabato Michael Jackson sta qua. Va bene. Discuto Babbo Natale! Che non è originale però, Io non vedo stava lì, buongiorno! Buongiorno, yeah! Guarda che è arrivato! Yeah! Ma
che stai giocando qua? Adesso ci. Scusa, diciamo così Ma sempre poi il pesce fresco, ma sai? Ma perché sono attaccati che le pesce là? perché chi sopra è bello, stamattina sono fuori, io la giornata attaccato. Dici, ma sempre un pesce già per cadendo io. Vuoi carissimo, io sono. Ma dai, non fammi le Qui si gioca. oh, e che si gioca? Ma già prima. Ci chiede che lui. Amore, chissà. Oh dai, no. E chi si manca gioca? Mannaggia che lo cornuto. Amore, chissà. Ah, chi si vuole sciafo? Mulo non può sistemare, no? Aspetta, voglio mettere, voglio mettere. Ah, che sta nel 18 cm, no? Oh dai, no. Facete vedere. Che si manca gioca, che sei 30 cm. Allora aspetta un po'. Amore, chissà. Oh tu. Se ma volete far mangiare a mezzogiorno, che si manca c'è? Aspetta, andiamo un po' qui. Perché che sta, no? Se ma già, io già prima un pesce da 7 metri. Cadendo la da free. Pure capire, no? Come chi va a ci per pezzi. E facete vedere. Ok, ci capito tutto cose, capo con il nico, come chi. Che sta aprito? Ah, volete fare pure un bottone? Poi va. Oggi ma che stai facendo? Vedi, sto contando un cliente che c'è conosciuto. Oggi ci piace arrivare fuori, continui. Guarda un po' che tengo 78 e esce 79. Come si fa? Io vita. Ehi! Oh! Ma tu sei a fuoco Cosa fai qua? Che da c'è una udata e una girata, ci ha fuocato il capitolo. E mo stiamo sotto Natale, come facciamo? Già ci ha trovato una da fatica, sto pigliando numero, Guarda, coglio, ma che è successo? Oh, tu un po' cucina la porta, Anzi, pochi scotch, tu pochi scotch a più. Ma che sta fuori rumore sta porta? Ma ne pochi scotch, tu. Aspetta, ma che in tuo cartone qua. Sono pochi scotch. Ah, mami! Io sto a fornire pure la benzina, sto a fornire, Fate pure il picciato, ma lui dice la mizza. Ma lui dice la mizza. Oh, questa è pure proprio, come pochi scotch, Ma pochi scotch, Ma metti pure che? O tu, dove giù? Però è lento. Io non sono un grande gunshot. Stiamo a fornire la benzina. Sono Salvatore Rereggiante. Ah, è Salvatore Galleggiante. Un galleggiante o un molleggiante? Un galleggiante? Ehi, e siamo tu bis. Siamo tu bis. No, ma che tu scemo, ci hanno fatto parte! Ehi! Ma sto Babbo Natale lo portano! Ma il tocco faccio tu, sto Babbo Natale. C'è qualcuno a lavorare? Sì, Posso scendere già pure? sì, un attimo ti do caffè. Grazie. Tu solo vai a girare la cliente cosa di voi. Ok, girare allora? Sì. Ok.
Buongiorno. Buongiorno. Ti serve un Babbo Natale? Eh sì, vieni con me. Guarda come questo un Babbo Natale. Oh, ma faccio uso, chi si muove? Ma chi stai correndo a batteria? Non mi rende poco. Allora si mette la spina. Ma se mette la rete la spina a chi si? Ma questo mi piace, Babbo Natale tu, sì. Non mettiamo un patrono che esiste in mente, ma c'è accattare questo mi piace, non mettiamo un patrono. Dimmi, io voglio comprare questo Babbo Natale così grande, questo voglio comprare io. Lui mio operaio. Tuo operaio, quello non è Babbo Natale. No. Oh, sono mai dormendo? No, io riposate un poco. Vai a casa, vai a riposare un po'. Perché tu trattate me così? Io grande lavoratore. Vai a casa, riposare. Io grande lavoratore. Vai. Fammi lavorare, ho bisogno di lavorare, fammi lavorare. Ma sei nata a moto mezzavi? Che da chiarisci? Tengo proprio ciotto. Sono da fare a cinesi, a fuoco ma dalla fine ci fate che non lo vedo. Non sta combinando su Babbo Natale a me, che mi sta combinando? Mo' a mangiare che la posso ripetere. Tengo la fame. Dottore, ci vuol dire? Ma c'è la giornata natalizia. Non so, chiede pure i presti. No, io mi sta qua, che mi fa? Non dico niente di cui dai. Ah, sta? Stanno solo sbagliati. Ma fa così, va? Ma vattene a fatica, anzi vattene proprio a casa. Che ci dici? Mazzo, ci metto la badolizia, però. Noi ci facciamo la capa, poi... Ti hai fatto licenziare pure una pizzeria? No! Ci sono riti in da... Da posto? No! In tuo cassetto? No! In tuo forno? Quasi, da pizza. È Natale, come ci va cibo? Tu grida ancora a Babbo Natale? Io ci credo a Babbo Natale. Certo che esiste Babbo Natale. Ogni persona che fa un gesto d'amore, in lui nasce un Babbo Natale. Buonasera! Ma non c'è nessuno? Non c'è nessuno qua? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Chi è? Mamma mia, chi si pure costa? Diteli.
Hai bisogno di un uomo morto. Ce l'abbiamo, qui abbiamo tutto. Un attimo solo, un po' mi metto. Mamma mia, e chi sa rotta era l'uomo morto qua? Mi si è succulito. Mi si è caduto. Quando è chi? Ah, finalmente ci ho trovato. Qui. Sentite, un puzzo manco. Senti, ma tu sei sicuro che non pigliamo la pensione? Perché a te ti tocca la pensione? Babbo Natale. Prego.
resiste. Babbo Natale non resiste. Ho 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 ho.